5.000 a Padova, 20.000 in totale nelle piazze del Veneto. Un'adesione oltre le aspettative per lo sciopero generale di CGIL e UIL contro la manovra del governo. Tanti i lavoratori che hanno sfilato in corteo. A noi piace il lavoro, è lo sfruttamento che non ci piace. Il lavoro è una bella cosa. Dobbiamo renderci conto che Poste Italiane sostiene tante cose e quindi anche i servizi che sono poi per i cittadini non possono mancare, perché abbiamo anziani, abbiamo persone che sono invalide, quindi questa nuova privatizzazione che stiamo andando incontro crea veramente disagio. La preoccupazione dei lavoratori è quella, cercare insomma che il posto di lavoro sia comunque garantito. Lei pensa che andrà in pensione? Sì, penso sì di riuscire ad andare in pensione, ma dipende a quali condizioni, a che età, con che pensioni, in che sistema paese, è un po' tutto in generale da considerare. Ma sì, c'è l'adesione nel comparto manifatturiero, ma anche la sanità. A Padova ha raggiunto punte del 40%, con reparti in cui si è garantita l'urgenza attraverso la precettazione, come le sale operatorie dello IOV o la cardiochirurgia in azienda ospedale università. Prima eroi, ora buoi, eloquente lo striscione dei lavoratori dell'ULSS 6 Euganea, e al problema sanità ha fatto riferimento anche il segretario generale della FIOM CGIL Michele De Palma nel comizio conclusivo. È necessario che si facciano invece le assunzioni nella pubblica amministrazione, nella scuola, nella sanità, perché anche a me mi è capitato. Quando tu c'hai tuo padre che sta male, vai in un pronto soccorso e stai lì per ore e vedi tuo padre che sta male. E un po' ti sale la carogna, no? Ci devi pensare al fatto che quelli lì che stanno lavorando in condizioni inumane. E al posto di aggredire quello che sta lavorando, ti dovresti unire a quello che sta lavorando per cambiare la società dentro cui siamo. Tante le preoccupazioni all'orizzonte, a partire dall'aumento del ricorso alla cassa integrazione con la crescita del numero di crisi aziendali. Siamo passati a quasi oltre i 40 tavoli in regione, con un numero importante, oltre i 10.000 lavoratori coinvolti. La cassa integrazione in questo primo semestre è raddoppiata, ma addirittura con picchi in alcuni settori addirittura di triplicare. Questo è un dato molto preoccupante che chiede risposte anche sulle politiche industriali. L'inizio di una stagione di mobilitazione, perché non abbiamo altre alternative in una fase in cui la democrazia vede un inverno prematuro delle caratteristiche fondanti della stessa.